Siamo in una bottega artigianale musicale, di strumenti musicali, e tu sei un liutaio. Cosa vuol dire essere un liutaio? Beh, liutaio vuol dire che da un pezzo di legno ci si lavora sopra, semplicemente con le mani e pochi attrezzi, e alla fine di un lavoro che dura parecchie settimane, un mese e mezzo di lavoro, ottiene uno strumento finito. È uno strumento che andrà in mano a un musicista e lo userà per il resto della vita. Ogni pezzo che costruisco è uno strumento unico. Creare strumenti come venivano creati con la stessa particolarità nel Seicento. Ma è mai venuta qualche grande industria a dirti: ma senti, vieni a lavorare con noi? No, no, anche perché la bellezza di questo lavoro, la parte ludica del lavoro è saper costruire uno strumento amantico. Ma tu dal pezzo di legno ti immagini già cosa potrà venire fuori? Assolutamente sì, già me lo vedo, già mi immagino anche la tipologia della vernice, perché mi faccio le vernici da solo con le resine, con gli estratti naturali, con i coloranti che si usavano tanti anni fa. Lo strumento musicale è uno strumento di grande precisione. Com'è possibile che l'uomo riesca a essere più preciso della macchina? Perché ci mettiamo un po' l'anima del discorso, nel senso che le macchine hanno una precisione millesimale, ma sono fredde, e gli strumenti musicali per poter suonare hanno tantissime componenti e ognuna di queste deve collimare e dare il massimo del risultato. Anche la stessa colla è una colla di pesce, mentre le industrie usano delle colle a doppio componente o viniliche, perciò sono gommose. Non suona lo strumento, magari è bello perché è lucido, ma non ha l'anima del fatto che è stato fatto a mano. La mia passione è rivolta ai giovani perché in questo piccolo spazio, che è appunto in via Barbarigo, darò spazio ai giovani per poter suonare qua nel mio laboratorio. Il sabato pomeriggio organizzeremo dei piccoli fast concert dove il giovane musicista può venire, suonare con un piccolo gruppo di spettatori, porta aperta, il passante può ascoltare musica. Grazie a voi. Grazie, buongiorno Mattino.